Innanzitutto la città di Conegliano, come da sempre, ha una certa propensione allo scambio con l'estero e sicuramente questi scambi sono scambi di crescita per i ragazzi, ma anche di conoscenza, perché con il Brasile c'è un legame storico che affonda le radici nel secolo scorso, in tutte quelle che sono state le immigrazioni verso quelle zone e soprattutto verso gli italiani che sono in Brasile, perché loro si sentono italiani e per noi sono come fratelli. Viviamo in un mondo ormai globalizzato, per cui è naturale che ci siano questi interscambi, ma soprattutto, come dicevo ai ragazzi, dobbiamo trasformare i problemi in opportunità. Ci sono problemi di lavoro, molti di loro saranno costretti ad andare all'estero e penso che questi interscambi portino proprio in questa direzione, nella direzione della conoscenza reciproca, ma anche nel fatto di far crescere interiormente i ragazzi e prepararli per una vita futura, che è una vita sicuramente di viaggio. Il mondo ha fatto per i giovani, il mondo ha fatto per la parale umana. E l'amicizia è la cosa più importante. E ha fatto una legazione anche degli italiani del Brasile con gli italiani qui in Italia, con la stessa famiglia, con la radice. E questo è più importante per preservare la tradizione di immigrazione italiana per il Brasile. Noi abbiamo iniziato questo intercambio nel 2002 e questa è la settima volta che facciamo questo intercambio. Questa volta sono 23, ma durante questi 7 interscambi abbiamo 120 studenti. È un elemento fondamentale che contribuisce ad avvicinare, come dire, delle persone che hanno radici comuni, perché, come se avete seguito, sono partiti dall'Italia alla fine del 1800 per creare in Brasile, come dire, città, per creare lavoro, i nostri veneti, i nostri italiani, ed oggi abbiamo di ritorno questi ragazzi che cercano le loro radici e per noi è entusiasmante contribuire a dar loro appunto il modo di ritrovare queste radici. Avete visto questa ragazzina che è salita sul palco e che appunto ha potuto conoscere i parenti che sono rimasti in Italia. Dopo 3 generazioni si sono incontrati nuovamente e la cosa è stupefacente. Io mi riempio, insomma, mi illumino quando riesco a far sì che queste cose possano capitare. Io ho cominciato nel 2005 col mio primo interscambio. Questo è il terzo interscambio che mi vede impegnato. Devo dire che se parliamo poi di tempi per poter realizzare progetti come questi, siccome le fasi sono 2, c'è la fase brasiliana e la fase in Italia, il periodo di lavoro per quanto ci riguarda, la fase italiana, è partito ancora a maggio, oserei dire, perché appunto abbiamo realizzato una scuola di portoghese per i nostri ragazzi perché potessero imparare un po' di portoghese prima di andare in Brasile, ed è concluso oggi, anzi oggi inizia la parte operativa, ma diciamo la parte organizzativa si conclude oggi, no? E direi che c'è stato molto lavoro, ci siamo incontrati tante sere, la scuola ci ha dato i locali, il supporto e i genitori, come ho detto, formidabili, perché i genitori sono quelli che danno le idee, sono quelli che trainano. Io devo dire sono fortunato ad aver trovato genitori così sensibili ed è un piacere lavorare con loro.